piccolo su. Martedì 16 giugno, Santi Quirico e Giulitta. È il 168° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 198 al termine. Il sole sorge alle 5:21 e tramonta alle 21:02. La luna si leva alle 2:57 e tramonta alle 16:08. Condannati a 1 anno di carcere e ben 100 lire di multa Marco Boccaro, Zanin Baseggio e Giuseppe Di Marcadello per aver fornicato il primo con una Ruzzini, il secondo con Beriola Contarini ed il terzo con Orsola a Cotanto, monache del monastero di San Lorenzo a Castello. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente durante il pomeriggio e sui monti. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno. A Bassano del Grappa, sulla centrale Piazza Garibaldi, ornata dalla torre civica, sorge la duecentesca chiesa di San Francesco, di forme gotiche, con resti di affreschi di varie epoche. E proprio lì, nel chiostro, ha sede uno dei più antichi musei civici del Veneto, il Museo Civico di Bassano del Grappa, la cui pinacoteca raccoglie gli straordinari dipinti di Jacopo da Ponte, uno dei maggiori artisti veneti del secondo Cinquecento. Era il 1828 quando il Museo Civico, grazie al legato del naturalista Giambattista Brocchi, trovò nel 1840 la sua sede attuale nell'ex convento di San Francesco. La pinacoteca del museo non solo espone oltre 500 dipinti, tra i quali spicca la più grande raccolta di opere di Jacopo dal Ponte esistente al mondo e una ricca documentazione dell'attività della sua bottega. La collezione delle opere di Jacopo da Ponte, detto il Bassano, rappresenta tutta la sua produzione artistica a partire dal 1534 fino al 1592, anno della sua morte. Ma è oggi costituito anche da una ricca sezione archeologica di proprietà statale. E ancora la sezione canoviana, che raccoglie 3.000 disegni, l'intero epistolario, la propria biblioteca, i bozzetti, moltissimi gessi e la serie unica dei monocromi di Antonio Canova. Il museo propone un ricco programma di attività ed itinerari anche didattici per le scuole e per il turista.